Venezia e gli occhiali. In quell'incredibile dizionario di storie e di mestieri che è la toponomastica veneziana, Calle Occhialera a Rialto racconta della presenza di un venditore e forse prima ancora produttore di occhiali. Non tutti sanno infatti che l'invenzione dell'occhiale è attribuita comunemente ai veneziani. Secondo la tradizione, fu un vetraio di Murano in pieno Medioevo ad accorgersi casualmente come, viste attraverso degli scarti di vetro trasparente, le parole di un documento che teneva posato sul tavolo diventassero improvvisamente più grandi e leggibili. Una scoperta fortuita, dunque, che rivoluzionò completamente, è il caso di dire, la visione del mondo. D'altronde, qualche secolo più tardi, quelle stesse fornaci produssero le lenti per i telescopi di Galileo Galilei. Né l'industria veneziana dell'occhiale si limitò a questo. In pieno Settecento gli occhiali da sole divennero un accessorio assolutamente indispensabile. Con una curiosità, l'occhiale da sole era esclusivamente maschile. Le donne infatti usavano i cosiddetti vetri da gondola, delle piccole lastre montate su supporti dotati di manico che proteggevano l'intero volto dal riverbero dei raggi e dalla bronzatura, allora considerata un affare decisamente plebeo. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.